non meriti l'università. Dopo la frase del sindaco di Venezia che ha scatenato la polemica in questi giorni, gli studenti hanno protestato con la tenda davanti a Ca' Farsetti. Dalle tende al flash mob degli studenti nel pomeriggio a Marghera chiedono nuovi alloggi in nome della residenzialità per i giovani. Servono interventi strutturali immediati, a dirlo il sindaco di Jesolo Christopher De Zotti, dopo i danni subiti a causa delle piogge dei giorni scorsi. Operazione antibracconaggio dei carabinieri CITES di Torino. La banda si muoveva in tutto il nord Italia, Venezia compresa, per catturare abusivamente il pesce con la corrente elettrica. Un trasporto eccezionale, unico nel suo genere, viabilità modificata nel fine settimana lungo l'autostrada per il trasporto di manufatti che andranno a comporre le paratie del Mose. Biennale Architettura, niente arrivo a Venezia per i 3 ghanesi nel team della curatrice. Qui la Farnesina ha negato i visti per Venezia, avrebbero dovuto partecipare alla preapertura. In occasione della festa dell'Assenza, domenica Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con il comune di Longarone. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito dai titoli, la protesta degli studenti universitari. Approda Venezia, approda davanti a Ca' Farsetti. Nel mirino degli studenti, dei ragazzi, le parole pronunciate dal sindaco Brugnaro. Oltre il danno alla beffa, questo dicono gli studenti dopo le dichiarazioni del sindaco Brugnaro in merito al caro affitti e alla loro protesta dei giorni scorsi. Con una tenda posizionata all'ingresso di Ca' Farsetti, uno striscione e varie foto del sindaco Brugnaro mascherato da pagliaccio, gli studenti universitari hanno protestato contro il caro affitti, ma soprattutto in risposta alle dichiarazioni del primo cittadino nei loro confronti. Se il sindaco continua a rilasciare queste dichiarazioni aberranti, direi che è soltanto l'inizio di quello che gli aspetta. Noi siamo qua, a parte a ribadire che il diritto allo studio vuol dire diritto alla casa, e siamo qui a ribadire che c'è un problema evidente in questa città, c'è una gravissima crisi abitativa data proprio dal fatto che questa città viene svenduta costantemente dal sindaco in persona e poi viene a dirci a noi che non ci meritiamo la laurea perché ci facciamo truffare. Allora, se c'è qualcuno qui che ci truffa è proprio il sindaco Brugnaro ed è proprio questa università che non fa in modo che gli studenti rimangano in questa città e che vivano una vita degna di essere chiamata tale. Gli studenti sarebbero anche stati invitati a trovare un lavoro extra nei numerosi locali veneziani per poter sostenere queste spese folli. Io vorrei ricordare al sindaco che tutte le persone che sono qui sono studenti che lavorano e che lavorano dove? Sono costretti a lavorare in posti svenduti al turismo, in ristoranti, in hotel, in bar, dove la paga è sempre pessima perché, lo ricordiamo di nuovo, viviamo in una città dove l'unica economia possibile è quella del turismo, per cui ci troviamo a ricevere paghe da fame che comunque non ci permettono di pagarci delle case e degli affitti che costano molto di più di quello che noi possiamo guadagnare con i nostri lavori. Quindi invece di dire tutte queste cose sui giornali, pensi piuttosto a scendere e magari confrontarsi veramente con gli studenti e con le persone che vivono in questa città. Gli studenti non hanno intenzione di fermare la loro protesta. Dalle tende di Ca' Farsetti al flash mob, sempre degli studenti, nel pomeriggio a Marghera per nuovi alloggi nel nome della residenzialità dei giovani. E lo striscione strappato e spedito dallo scorrere del tempo a raccontare l'incuria e l'abbandono di questo come di altri palazzi e strutture della città. Ridare vita ad uno spazio abbandonato è necessario in questa città, soprattutto per quanto riguarda tutti i giovani che non hanno uno spazio dove stare. Dalle tende di Ca' Farsetti al flash mob pomeridiano di via Fratelli Bandiera a Marghera, di ragazzi e collettivi studenteschi contro i famosi buchi neri, centrando il più che mai attuale tema della residenzialità a loro dedicata. Abbiamo preso questa struttura per ricollegarci alle tante mobilitazioni che si stanno dando in questi giorni in Italia, portate avanti dagli studenti e dalle studentesse universitarie, ma quello per cui siamo qua oggi come Pandora è cercare di allargare il discorso non solo a una questione appunto studentesca, ma a una questione giovanile in generale. Edificio scelto dai ragazzi non a caso, secondo progetti del 2019 di ESI Comune, sarebbe dovuto diventare nell'arco di 3-4 anni un nuovo polo di alloggi per studenti e giovani residenti, ma così, come è evidente, non è stato.
Questo progetto, come tanti altri progetti nella nostra città, dimostra per alcuni aspetti la mancanza di una prospettiva reale sui progetti di residenzialità anche giovanili. Flash mob per dare anche una nuova chiave di lettura sulla questione degrado. Uno dei nostri slogan è il vero degrado è l'abbandono e il degrado non si risolve militarizzando le strade delle nostre città, non si risolve tagliando i servizi, ma si risolve offrendo opportunità e soprattutto ridando vita a tutti quei luoghi che in questo momento sono abbandonati. Voltiamo pagina alla cronaca con un incidente lungo l'autostrada 4 in direzione Trieste nel pomeriggio, coinvolti 2 mezzi pesanti e un furgone, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo schianto si è verificato per cause ancora al vaglio della polizia stradale in prossimità dell'area di servizio a Rino Est in territorio di Dolo. Alle 17:30 a causa di uno dei mezzi incidentati in carreggiata e delle operazioni di soccorso e rimozione si viaggiava su una sola corsia di marcia e lungo la 4 si sono formate fino a 10 km di coda in direzione Trieste e A57. Parliamo dell'ondata di maltempo che ha coinvolto anche il Veneto, non certo con i risvolti tragici della vicina Emilia-Romagna. Servono interventi strutturali immediati, a dirlo è il sindaco di Jesolo, dopo i danni subiti a causa proprio delle piogge dei giorni scorsi. Le mareggiate degli scorsi giorni hanno creato dei disagi nella zona della spiaggia di Piazza Torino e della Pineta, danni abbastanza ingenti perché sono creati degli scalini molto importanti e ci sono stati degli ammanchi considerevoli di sabbia. Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato il litorale iesolano. La zona più colpita è stata quella della Pineta, dove la furia dell'acqua ha divorato migliaia di metri cubi di sabbia, formando in più tratti della battigia uno scalino di almeno 50 centimetri. Ma la stagione dovrebbe essere salva. Stiamo in questi giorni quantificando realmente qual è il danno, anche se garantiamo fin d'ora che in qualche maniera una soluzione ce l'abbiamo per garantire la fruibilità della spiaggia, quindi il messaggio positivo è che gli stabilimenti balneari saranno totalmente fruibili come ogni anno e quindi i nostri turisti possono stare tranquilli. Per evitare però di trovarsi sistematicamente in questa situazione servono opere strutturali da realizzare al più presto. La proposta dell'amministrazione è quella di usare gli oneri legati alle concessioni demaniali per realizzare delle opere utili ad arginare il fenomeno dell'erosione. Ci stiamo già attivando con la Regione del Veneto per inviare la prima stima sommaria dei danni, perché ovviamente sono una spesa economica non indifferente, e con il Genio Civile ci metteremo in contatto in queste ore per capire quali sono gli step da fare nei prossimi mesi per cercare di alleviare questo problema e non trovarci ogni anno di fronte a una situazione emergenziale. Pesca di bracconaggio con corrente elettrica a Cavarzere, al confine con Rosolina. Smascherata banda di romeni, 8 le persone finite in arresto. Pesca con corrente elettrica nei fiumi, 8 le persone in arresto. È il risultato dell'operazione antibracconaggio dei carabinieri CITES di Torino con i forestali di Rovigo. La banda si muoveva in tutto il nord Italia, Venezia compresa, tra Cavarzere e Rosolina, per catturare abusivamente lungo l'Adige pesce di bracconaggio che poi esportava in Romania. In questo modo riuscivano a catturare 200-300 kg di pesce ogni notte, principalmente carpe e siluri. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i componenti del gruppo utilizzavano il metodo della pesca con corrente elettrica in vari fiumi. È possibile che il gruppo avesse un contatto locale cui appoggiarsi. Presidio regionale a Treviso dei lavoratori della sicurezza privata, dal rinnovo del contratto al mancato riconoscimento dei rischi tra le problematiche portate in piazza da CGIL, CISL e UIL. 10.000 lavoratori in Veneto, di cui 1 migliaio nella Marca, impiegati nei servizi di sicurezza e vigilanza privata. Circa in 200 in rappresentanza del comparto sono arrivati da ogni provincia a Treviso per il presidio regionale. Per chiedere che il rinnovo del contratto collettivo nazionale venga sottoscritto presto, per chiedere aumenti significativi sulla massa salariale. Siamo ancora molto distanti tra le richieste delle organizzazioni sindacali e quello che offrono le aziende, e siamo qui per chiedere un rinnovo dignitoso che centri le nostre richieste e che accompagni questi lavoratori. Più formazione, più contratti stabili, meno condizioni di lavoro peggiorative. A questo si aggiungono orari di lavoro che rendono complicata la conciliazione tra vita
vita privata e professionale. Sono lavoratori che lavorano nella stragrande maggioranza durante l'orario notturno, pertanto per poter, come dicevamo prima, garantire a se stessi e alla propria famiglia una retribuzione dignitosa sono costretti a fare tante ore anche di straordinario, pertanto lavorando la notte fanno 10, 12, anche 13 ore di lavoro. Quando la famiglia sta per iniziare la giornata, il più delle volte loro devono andare a dormire. Per Marchetti della Tux Will regionale c'è poi un paradosso legato al settore della vigilanza in continua evoluzione. Sia i servizi fiduciari che le guardie giurate operano comunque in appalti pubblici, lavorano in servizi sempre più specializzati dove viene chiesta sempre più specializzazione, quindi in cambio della specializzazione non hanno il salario. Quindi questo noi diciamo che è assolutamente un paradosso. Questi lavoratori attendono poi da anni la riforma della loro qualifica giuridica. Grazie a Napolitano, il nostro Presidente della Repubblica che c'è stato, che nel 2008 ha detto sì, queste povere guardie non possono essere qualificate operai, ma le facciamo diventare almeno incaricati di pubblico servizio. Stiamo aspettando questa qualifica di pubblico ufficiale, speriamo, come le altre forze dell'ordine. Se non dovessero arrivare queste risposte? Continueremo la mobilitazione anche utilizzando lo sciopero in coordinamento con le nostre segreterie nazionali e in maniera unitaria. Un convoglio composto da 4 mezzi speciali attraverserà nella notte tra venerdì 19 maggio e sabato 20 maggio l'autostrada A4, il passante di Mestre e la 57 tangenziale di Mestre, uscendo dallo svincolo di Mira Oriago. Si tratta di manufatti che andranno a comporre le paratoie del Mose, un trasporto unico nel suo genere soprattutto per le dimensioni. Sarà largo ben 8 metri e occuperà l'intera carreggiata a partire dalla mezzanotte di venerdì. Da Portogruaro sarà dunque necessario uscire allo svincolo di Portogruaro per chi proviene da Trieste e allo stesso tempo chiudere l'immissione in A4 direzione Venezia per chi proviene dalla A28. Biennale Architettura, niente arrivo a Venezia per 3 ghanesi nel team della curatrice Leslie Locco. Qui la Farnesina ha negato i visti per arrivare in città, avrebbero dovuto partecipare alla preapertura. Lo ha annunciato il presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto, non nascondendo, pur mantenendo sempre una certa eleganza, una buona dose di rammarico e disappunto. La 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, al secondo giorno di vernice, si apre con un caso diplomatico senza precedenti. La Farnesina ha negato, per mancanza di requisiti, il rilascio dei visti a 3 collaboratori diretti di nazionalità ghanese della curatrice Leslie Locco, che quindi non sono potuti arrivare a Venezia in tempo. Dimezzato il suo team, che da 6 è passato a solo 3 componenti. Sui contenuti dell'esposizione invece Cicutto dice: il suo titolo Laboratorio del futuro è molto impegnativa, usa 2 parole semplici ma piene di significato. La differenza è che lei parte da un punto di vista molto particolare e molto forte. Lei dice: il mio continente d'origine, l'Africa, ha già sperimentato molte delle crisi che il resto del mondo sta sperimentando adesso. Noi ve le raccontiamo con delle voci dall'interno, dialoghiamo con gli altri ne trarranno le conclusioni che vogliono. Un lavoro in continuità con l'ultima edizione e domani pomeriggio l'inaugurazione del Padiglione Italia, alla presenza del Ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano. La mostra di Hashim Sarkis aveva posto molto l'attenzione sulle possibili convivenze, aveva inventato convivenze addirittura nello spazio, aveva inventato convivenze che erano fra umani e anche non umani. La mostra di Leslie continua su questo piano perché che cosa fa? Più che raccontare appunto la tecnica della costruzione, pone delle domande a cui non sempre si possono dare risposte, però aiuta le persone a comprendere di più le ragioni dell'architettura. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, domenica, festa della Sense, Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con il comune di Longarone. Noi ti sposiamo, mare, in segno di vero e perpetuo dominio.
Quando il mare, tra il brusio delle onde della Serenissima, si sposa con il silenzio commemorativo della montagna, le Dolomiti, accade domenica prossima, 21 maggio, in occasione della festa della Sensa, quando Venezia rinnova lo sposalizio con il mare e celebra il gemellaggio con il comune di Longarone, proprio nella ricorrenza dei 60 anni del disastro del Vajont, quando nel 1963, come noto, la comunità bellunese venne funestata dalla morte di 1917 persone, tra cui 987 tra bambine e bambini al di sotto dei 15 anni. Io ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro che ha avuto l'idea di darci questa straordinaria opportunità e soprattutto di condividere con noi questo momento così importante per la città di Venezia. Quest'anno sarà la città di Longarone a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, che verrà restituito dalla città ucraina di Odessa, a cui era stato dato in custodia nell'ultima edizione del 2022, gemellaggio che avverrà anche nel nome del fiume sacro alla patria, il Piave. Il Piave nasce sul Peralba, finisce a Venezia e devo dire anche dal punto di vista turistico unisce queste due realtà. Abbiamo lanciato un brand in provincia di Belluno come Dolomiti Bellunesi The Mountains of Venice. Legame storico questo di Venezia con Belluno, grazie anche ai famosi zavatteri, uomini che dal Piave per secoli hanno portato dalle montagne fino alla laguna i tronchi d'albero sui quali, tra l'altro, la Serenissima ha edificato la città e la sua flotta navale all'interno dell'arsenale. Proprio a Codissago c'è la famiglia dei Zatter e Menadas del Piave, che è una storia anche quella decennale, e quindi in occasione anche del disastro del Vajont mettiamo insieme veramente due momenti molto importanti per la nostra comunità. Un buono libri di 120 euro per 30 studenti premiati, 2 per ognuna delle 15 terze medie degli istituti comprensivi del centro storico che hanno partecipato al progetto promosso dal Lions Club di Venezia Leggere colora la mente. Le premiazioni si sono svolte alla Scuola Grande di San Teodoro, alla presenza del presidente del Lions Club di Venezia, ideatore dell'iniziativa Rocco Fiano e la presidentessa di Marsilio Editori Emanuela Bassetti. Il buono libri sarà spendibile presso la libreria Toletta di Venezia. Inoltre la casa editrice Marsilio donerà alcuni volumi per arricchire la biblioteca scolastica di ciascun istituto partecipante. Siamo allo sport calcio, domani sera Parma e Venezia nell'ultima giornata di campionato è atteso da una partita decisiva per poter raggiungere i play-off. Sentiamo le parole di mister Paolo Vanoli che ha incontrato i tifosi del club arancio-nero-verde al Lido. Al Tardini di Parma il Venezia Football Club è atteso venerdì sera da una partita che determinerà o meno la qualificazione ai playoff. La salvezza già conquistata è un'impresa per come si era messa la stagione, ma ora Paolo Vanoli, attraverso il duro lavoro quotidiano della squadra, non intende smettere di sognare e di fronte troverà una parte importante del suo passato calcistico. La salvezza l'abbiamo già festeggiata, adesso c'è un altro obiettivo, un altro sogno, e con la partita di Parma e dobbiamo provare a sognare. O quando ritorni al Tardini c'è un po' di emozione, c'è sicuramente, perché lì penso che la mia carriera è qua iniziata e lì è decollata con trofei veramente importanti, con una squadra penso top degli ultimi 10 anni, 20 anni del calcio italiano. Vanoli, con il direttore sportivo Filippo Antonelli, è stato ospite al club arancio-nero-verde del Lido di Venezia, che è stato intitolato alla grande figura di Mario Tesconi. Ho detto ai ragazzi che i tifosi sono la parte più importante di un club, di una società. Se vogliamo riportare i tifosi allo stadio lo dobbiamo fare, ci chiedono solo sudore e uscire dal campo sempre con la maglietta bagnata. Come tutti i club del mondo, avere una figura su cui riferirsi. Ho pensato, c'era più di un amico, Rossi, Cicogna, ma direi che Tesconi, che è mancato esattamente un anno fa, è la persona più indicata a cui dedicare il club. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo.
Un nuovo ciclone si avvicina al nostro paese, interessando tuttavia in misura minore il nord-est. La giornata di venerdì 19 maggio infatti sarà in genere stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo al mattino in prevalenza soleggiato. Nel corso del pomeriggio avremo nubi un po' più irregolari, non del tutto escluse delle precipitazioni sparse sui settori montani e occidentali della pianura, specie nella seconda parte della giornata. Temperature in locale variazione, minime tra 11 e 13 gradi, massime invece tra i 19 e i 22 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ampie schiarite con sole prevalente, quantomeno inizialmente. A seguire locali annuvolamenti, ma in genere non daranno origine a piogge. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà variabile. Avremo sole e nubi con aumento della probabilità di rovesci dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 21 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.